Effettuata in queste ore l'autopsia sul corpo di Jessica Stappazzollo, custodio de Lima. La 33enne brasiliana è stata bersaglio di 27 coltellate. Di queste, 4 hanno raggiunto il torace, 2 delle quali poi hanno colpito il cuore, causando la morte per shock emorragico. L'autopsia è stata disposta dal pubblico ministero Federica Ormanni, che coordina l'indagine, ed eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Borgo Roma. L'ora precisa del decesso invece non è ancora certa, probabilmente è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, poi circa 24 ore più tardi è stato scoperto il femminicidio. In mattinata anche l'udienza di convalida dell'arresto nel carcere di Montorio Veronese per il 41enne brasiliano Douglas Reis Pedroso, fermato la notte del 28 ottobre scorso con l'accusa di aver ucciso a coltellate la sua ex compagna. Lo stato d'animo del mio assistito è turbato. Questa è l'unica dichiarazione fatta all'uscita del carcere veronese dall'avvocato Roberto Canevaro, che difende l'indagato insieme al collega Adrian Ila. L'udienza di convalida è durata circa 2 ore. Douglas Reis Pedroso aveva allertato la sera del 27 ottobre i carabinieri ed era stato poi fermato a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, in evidente stato di alterazione. Successivamente i militari, insieme ai vigili del fuoco, avevano fatto irruzione nell'appartamento dell'uomo a Castelnuovo del Garda, sempre nel Veronese, trovando il corpo di Jessica uccisa con uno smisurato numero di coltellate.